Velvet Music incontra Massimo Ranieri in occasione dello spettacolo Sogno e Sondesto in viaggio al Teatro Sistina. Sogno e Sondesto è stato uno spettacolo, diciamo, in televisione, o è, ci devi dire tu se magari ci sarà un'altra edizione, ed è appunto uno spettacolo a teatro. Chi ha visto il programma, diciamo, cosa si deve aspettare da questo spettacolo? Ma chi ha visto il programma si aspetta la maggior parte di quello che ha visto in televisione. Ovviamente la televisione non è il teatro non è la televisione, la televisione richiede altri tempi che non ha il teatro ha dei tempi che non ha la televisione assolutamente, per cui automaticamente diventa uno spettacolo teatrale. Ci sono macchiette, ci sono monologhi, non ci sono gli ospiti ovviamente perché quelli non possono esserci, però diciamo che quello che il pubblico ha visto in televisione è uno spettacolo teatrale prestato alla televisione, ma sono tornato nel mio habitat naturale, cioè quello teatrale, con le sue luci, con i suoi tempi, con i miei musicisti, con il mio entourage, insomma, i miei monologhi, i miei tempi diversi da quelli televisivi, che fanno sempre pubblicità, 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 e allora devi magari essere costretto a tagliare qualche cosa che non ti andrebbe di... Stanno sempre con le forbici in mano lì, io no. Invece qui sei più tranquillo. Sì, è più rilassante, te lo sei seduto in una poltrona teatrale, non sei a casa, insomma, non stai lì mentre ascolti una cosa, sei costretto ad alzarti per andare in cucina perché c'è la pentola sul fuoco. Qui no, ti alzi dal divano, diciamo così, dalla poltrona, esci da casa per venire a teatro e metterti comoda in una bella poltrona come quella del Sistina. Invece per quanto riguarda la musica, ti sei confrontato con il jazz, con Malia, come è stato confrontarti appunto con questo genere? Ma lasciamo stare, è stato ed è ancora è stato un incubo inizialmente perché ovviamente non mi sono mai confrontato con questo tipo di musica, l'amo molto, non ho fatto un grande ascolto di questa musica perché bisogna, credo che ci si nasca, no? Ascoltare jazz e amare il jazz. Io vengo da tutt'altra estrazione, cioè la grande classica canzone napoletana, però ovviamente il mio orecchio è un po' a tutto, perché è giusto che sia così, ma quella jazz ovviamente è un po' particolare, presta più attenzione e presta più orecchio, ed è stato un incubo, ma fortunatamente ho lavorato innanzitutto con dei grandi uomini e donne, nel senso che c'è la Marco Tullio al pianoforte, c'è al sax c'è Di Battista e alla tromba c'è Rava, poi c'è Bagnoli, c'è Fioravanti, ma ho trovato delle persone innanzitutto meravigliose perché hanno capito che io non facevo parte della loro famiglia, però piano piano poi è stato meraviglioso perché mi hanno tirato dentro con dolcezza, con semplicità e come dire, con amore, proprio con amore, hanno capito che non era il mio mondo ma che lo amavo, come lo amo e volevo entrarci. Non so se ci sono entrato, resta il fatto che un disco è stato fatto con delle E canzoni, con delle canzoni particolari che richiedevano quel tipo di sonorità, quel tipo di musicisti. E grazie a Mauro Pagani è andato in porto il progetto. in una recente intervista hai detto che Aia. a Napoli, Sì, per i giovani, la musica rap ha un po' lo stesso significato che un tempo aveva per esempio quella di Pino Daniele. sì. Secondo te perché c'è stato questo sviluppo della musica rap? Ah, la musica rap non è altro che quello che faceva Pino Daniele all'epoca, no? Mm. E lui riusciva a coniugare la lingua italiana o napoletana, diciamo così, in certi momenti, con il jazz, con il blues. Non a caso diceva a me piace il blues e tutte io una già cantava. E il rap ha preso piede perché diciamo che come una pedina di una scacchiera ha fatto così, si è messo il rap al posto del... Perché non si è più fatto quel tipo di musica lì a Napoli dopo Pino, dopo Abitabile, dopo D'Episcopo, che sono stati i precursori. E ovviamente dico che è un peccato, ma è una forma di musica di protesta, se vuoi, no? Giovanile,
che va assolutamente presa in considerazione, come è stata presa in considerazione. A me piace, a me piace molto, devo dire. Soprattutto ovviamente partendo dalla fonte, cioè quella americana, già ai tempi, adesso non mi viene il nome, ma venne a Sanremo, fu uno sconvolgimento, e poi da lì ovviamente venne fuori Lorenzo e tanti altri. Invece tornando proprio indietro, indietrissimo, se Gianni Rock avesse vissuto nell'era dei social network Ahia, e diciamo nella discografia d'oggi, sì. come secondo te avrebbe avuto successo? Ce l'avrebbe fatto? Social o discografia? Ma Tutte e no, due, no, diciamo. social sicuramente no, perché io riesco sì e no a mantenere i rapporti con il mio Facebook, che è l'unica cosa che so fare al di là degli SMS. Quando posso e appena posso, a volte anche quando torno da teatro, mi metto lì e rispondo a qualcuno dei miei seguaci, diciamo così. Come cantante non lo so, no? Perché sicuramente sarei rimasto quello che sono, sarei diventato quello che sono comunque, in un mondo anche di social e di musica diversa dall'epoca, credo, perché la mia natura è questa. Ok, per concludere tu dici sempre che sei pronto a nuove sfide. Sì, Quale sarà la tua... 9 o 9? Nuove! Nuove! Nuove sfide. No. Quale sarà la tua prossima sfida? La prossima sfida sarà l'apertura del Umbria Jazz. Umbria Jazz. Quella è veramente ti potrei dire la regia di Carmen, ma quella è l'anno prossimo, il regista l'ho già fatta per 5-6 opere, già le ho fatte. Per cui non è più una sfida, ma comunque sarà sempre una sfida, ovviamente. Ma, ma di sicuro la grande sfida sarà quella. Tu ci pensi, adesso mi avvicino, tu ci pensi che il cantante di Rose Rosse di Perdere l'amore che apre l'Umbria Jazz Festival? Chi se lo sarebbe mai aspettato? L'hai detto io sono zitto, basta. Già incomincio a sudare, vado in ansia al pensiero. Allora, se vuoi fare un saluto a tutti gli amici di Velvet Music. Velvet, bacio a tutti, Velvet Music, siete bellissimi, grazie di avermi ospitato. Un bacio a tutti, ciao, grazie.